Gli edili della provincia di Agrigento riceveranno un aumento di circa 30 euro grazie ad un'integrazione del loro contratto, una boccata d'ossigeno per il comparto fortemente provato dalla crisi economica di questi anni, grazie al rinnovo del contratto integrativo per i lavoratori edili che prevede l'aumento in questione a partire da questo mese. Tale negoziato integrativo, sfociato in esito positivo dopo la concertazione dell'ANCE di Confindustria e del sindacato di categoria provinciale degli edili, riguarda circa 6.000 lavoratori e più di 1.300 aziende. Soddisfatto il presidente dell'Associazione degli Edili Agrigentini Giuseppe Sutera Sardo, per il quale, pur in un momento di grande recessione per il settore delle costruzioni, si è voluto cercare di dare un segnale di continuità e di fiducia. Il rinnovo del contratto integrativo è stato siglato dalle organizzazioni sindacali di categoria di CGIL, CISL e UIL, che hanno mostrato il loro più totale apprezzamento per l'esito del dibattimento, che però sottolineano è arrivato dopo estenuanti trattative che sono poi culminati con la sigla del contratto. Il rinnovo, che arriva con 3 anni di ritardo, vuole essere un segnale di stimolo a tutti i soggetti istituzionali, perché con la loro opera si possa in maniera virtuosa favorire il rilancio del settore, con un piano legato al territorio, con un miglioramento delle politiche della casa, della sicurezza e delle infrastrutture e far sì che si creino le condizioni per un rilancio dell'intero settore. E a proposito di comparto edilizio, torna alla ribalta la questione legata alla revoca del finanziamento regionale di 6.203.362,92 euro destinato ai lavori di urbanizzazione primaria e secondaria al redo urbano di Monserrato e Villa Seta in favore dello IACP di Agrigento, nella qualità di delegato del comune di Agrigento per la mancata presentazione di un progetto. A sollevare la questione il Movimento 5 Stelle di Agrigento, che punta l'indice contro il sindaco Marco Zambuto e l'amministrazione del PD che lo sorregge, che, a detta dei grillini, o al governo o all'opposizione, in questa città il Partito Democratico non cava un ragno dal buco. Questa amministrazione del PD, concludono dal Movimento 5 Stelle, è assolutamente fallimentare.